28esima giornata del campionato d'eccellenza, ci troviamo al Mario Lo di Letojanni, dove la Ionica cerca punti salvezza contro il Giarre. Da una parte la formazione di mister Moschella, che nell'ultimo turno ha vinto una gara fondamentale al Despar Stadium per 2-3 contro il Camaro. 22 punti in classifica per i Santa Teresini, che affrontano i giallo-blu di mister Pidadella a 37 punti in classifica dopo il pari per 2-2 contro il Milazzo. Sembrano ormai vane le speranze playoff del Giarre. Campionato tranquillo a metà classifica. Vedremo cosa succederà oggi al comunale di Letojanni. 4-3 per quanto riguarda mister Moschella, con Garzia tra i pali, la linea difensiva che vede Gazzera, Simenco, Sanfilippo e Savoca. A centrocampo Martinez con Smiroldo e Ferraro. In avanti Cardia da falso 9, ai suoi lati Savoca e Salimbeni. Partiamo col film del primo tempo e parte fortissimo il Giarre, perché dopo 2 minuti c'è questa azione dalla destra, il cross dentro, la girata di Aleo. Garzia non ci arriva ed è il vantaggio del Giarre. 2 minuti dal fischio iniziale ed è subito il vantaggio per Aleo. Ottima la sua girata sul cross da parte di Urso e 0-1 Giarre. Prova a reagire subito la Ionica, che dopo un minuto proverà a rendersi pericolosa. Infatti c'è un calcio d'angolo, il colpo di testa da parte di Sanfilippo, parato centralmente all'estremo difensore Colonna. A 6° minuto attacca ancora la Ionica, pallone in avanti dove c'è Ferraro. Ha il problema a girarsi Ferraro, riesce a trovare però con il lancio Savoca. Attenzione all'arciere, un avversario davanti, lo salta Savoca col mancino, batte Colonna ed è 1-1. La Ionica ha già pareggiato al 6° minuto con il solito Alessio Savoca. L'arciere mette la sua firma, il secondo gol consecutivo al Mario Lo dopo quello realizzato al Catania San Pio. Bacio verso le tribune. 1-1 tra Ionica e Giarre. Attacca la formazione di mister Pidadella quando siamo all'11° minuto. C'è tanto spazio, pallone verso Nicolosi che calcia, ma Garzia riesce a smanacciare il tentativo. 20°, ancora una volta la Ionica in avanti, pallone gestito qui da Cardia che prova a difendere, lo scarico verso il compagno che viene esteso, calcio di rigore. Fischia così il direttore di gara Andrea De Francesco alla sezione di Messina. Chance dagli 11 metri allora per la Ionica, che già al 20° potrebbe rimontare la partita. Sul punto di battuta si presenta Francesco Cardia, autore di una tripletta nella scorsa giornata contro il Camaro. Si aspetta il fischio, parte Cischi e adesso è sì, 2-1 per la Ionica. Ha rimontato la partita la formazione di mister Moschella. Ancora Francesco Cardia, 4º gol per lui nelle ultime 2 partite, il numero 10. Adesso protagonista di questa corsa salvezza per la Ionica. 25°, però dall'altra parte c'è già il Giarre che ci proverà con un calcio di punizione. Nicolosi sul punto di battuta, prova con il mancino Nicolosi, alto sopra la traversa, difesa da Garzia. Al 30°, ancora una volta il Giarre che prova l'ultimo affondo del primo tempo. Il pallone arriva a Giannaula, conclusione della distanza. Il pallone però finisce al lato. Si concluderà così allora la prima frazione, ricca di emozioni. Al 2° minuto il vantaggio di Aleo, una gran girata sul cross di Urso. Il pari invece è un Eurogol di Savoca al 6° e al 20° il gol che fino a questo momento ci proietta al 2-1 realizzato su rigore da Francesco Cardia. Parte forte la Ionica, attenzione subito in area di rigore con Salimbeni che prova così, ma l'uscita di Colonna riesce a deviare il pallone, allontana il pericolo. Ottimo qui il portiere del Giarre. Cambio, esce proprio Salimbeni dentro Loria al 21°, più difensiva adesso la Ionica. Questi 3 punti potrebbero essere fondamentali. Viene però espulso Trovato al 30° per proteste, la segnalazione delle guardalini. Allora resta anche in 10 il Giarre. Al 35° però la formazione di mister Pidadella ci prova con questo tentativo da parte di Aleo, l'autore del gol dell'1-0, però non riesce a trovare la porta. Resta giù un giocatore della Ionica, si tratta di Savoca che esce al posto di Giannetto. Poco dopo sarà anche il momento dell'autore del gol dell'1-1, Alessio Savoca. Al suo posto entra Cambria al 39°. Non succederà praticamente più nulla nei 4 minuti di recupero concessi dal direttore di gara. Triplice fischio al Mario Turco di Letojanni. La Ionica non molla un centimetro e ci crede ancora in questa corsa salvezza e va a quota 25 punti in classifica. Dall'altra parte il Giarre rimane a 37, la decidono Savoca e Cardia. Un cordiale saluto amici della Wii Sport da Antonio Caroè, che vi rimanda come sempre alla prossima.